Il castello ha origine nel 1200, quindi è un castello di epoca medievale e da allora molti nobili signori e personaggi famosi, tra cui Casanova, hanno decretato la vocazione all'ospitalità di questo magnifico luogo. Dal 1987 il castello è di proprietà dell'imprenditore Loretto Pali, che con grande visione e con grande impegno ne ha decretato la riuscita e il risultato che oggi tutti possiamo vedere e ha plasmato la tenuta a quella che oggi noi tutti conosciamo. Ciao, buongiorno a tutti, benvenuti al Castello di Spessa, siamo a Capriva del Friuli, io sono Eleonora Beviglia, mi occupo del marketing e delle relazioni pubbliche del castello e adesso vi porto con me a fare un giro per la tenuta. Venite! Il castello oggi offre diverse soluzioni in base al tipo di soggiorno che si ricerca. Si può scegliere di soggiornare nelle camere del castello alle nostre spalle, nel casale in collina, negli appartamenti nelle vigne o nella tavernetta, a seconda del tipo di vacanza, del tipo di relax che si va cercando. Ce n'è un po' per tutti i gusti, così come molteplici sono le attività che si possono abbinare al soggiorno in castello. Alle mie spalle vedete il nostro campo da golf, 18 buche, aperto tutto l'anno, grazie al clima di questo territorio un campo adatto anche per delle magnifiche giocate nel periodo invernale, oltre che nel periodo ovviamente estivo, autunnale e primaverile. Come vi dicevo, molteplici sono le attività però che si possono svolgere nei dintorni della tenuta, come per esempio delle bellissime passeggiate in bicicletta con i bike o con bicicletta, mountain bike, trekking e via dicendo. Si può andare a piedi per il sentiero delle Vigne Alte, ma si può anche scegliere di degustare i nostri vini e i nostri piatti presso i 3 ristoranti della tenuta, il Bistrò di Casanova, la Tavernetta e l'Osteria del Castello. Si può scegliere di visitare le nostre cantine medievali nelle quali affinano ed invecchiano i vini della nostra tenuta, Isonzo e Coglio, e si può scegliere di scoprire i dintorni in molteplici maniere differenti. La tenuta del Castello di Spessa è la location perfetta per i vostri eventi, che si tratti di un matrimonio, che si tratti di un evento aziendale o di un evento privato. Con i nostri saloni ottocenteschi e con il magnifico parco alle mie spalle dedicato appunto al Casanova, troveremo sicuramente la cornice perfetta adatta per le esigenze di qualsiasi tipo di evento. Adesso ci troviamo davanti alla nostra Vinum Spa, l'ultima nata nella casa del Castello di Spessa, ed è una spa di vinoterapia, ma lascio la parola a Marina, la responsabile della Vinum Spa, che vi spiegherà più nel dettaglio questo magnifico mondo alle mie spalle. Buongiorno a tutti, sono Marina Zuddas, sono una consulente per le spa e in questo caso mi presento come consulente per la spa del Castello di Spessa, che è la Vinum Spa. È una spa di nuova concezione incentrata sul vino che è prodotto dalle tenute del Castello di Spessa ed è unica nel suo genere in quanto tutta quanta la spa viene incentrata sulla vinoterapia e gli effetti benefici del vino nella cosmetica e nei trattamenti. La spa ha circa 2000 metri quadri, suddivisi su 2 piani per quanto riguarda la spa nello specifico, più il Summer Club, che è la zona esterna che è annessa alla Vinum Spa. Nel piano terra troviamo gli spogliatoi suddivisi per uomo e donna, dopodiché inizia il percorso umido. Si inizia dalle docce emozionali, con doccia fredda e doccia calda, con la cromoterapia. Per continuare con il percorso Kneipp abbiamo una sauna finlandese molto grande, un bagno turco, una doccia scozzese, la cascata del ghiaccio. Per continuare poi con 2 sale relax panoramiche e 2 suite. Nelle suite è possibile fare una prenotazione contemporaneamente all'ingresso nella zona umida, quindi della spa, per poter fare il relax di coppia o anche singoli, facendo anche un bagno con il vino.
Per concludere, nel piano terra troviamo anche una ampia vasca idromassaggio che è panoramica e si vede fuori il Summer Club, la nostra zona con piscina. Adesso ci troviamo al primo piano della Vinum Spa e nello specifico nella zona relax di quella che è il cuore pulsante di tutta la spa, la zona della vinoterapia. Come ho detto prima, tutta la spa è incentrata appunto sul vino ed esaltare tutto quanto che ha a che fare con il vino, quindi nel primo piano vengono fatti i trattamenti, i massaggi. Ogni massaggio viene fatto con delle caratteristiche tecniche specifiche abbinate al nome di un vino di produzione del Castello di Spessa. Poi abbiamo la zona della vinoterapia nella quale si fa un vero e proprio percorso, poi che va a finire con la zona relax dove siamo in questo momento. C'è anche un'altra zona molto bella che è la zona dei tini, nelle quali viene fatto l'idromassaggio con una zona panoramica e una vista panoramica su tutta la tenuta, si vede il golf e la tavernetta di proprietà del Castello di Spessa. Per concludere vi presento anche la linea cosmetica della Vinum Spa, che è una linea fatta appositamente con gli estratti dell'uva dei vini del Castello di Spessa. È una linea unisex, quindi per uomo e per donna, una linea anti-age che utilizza i polifenoli dell'uva, è un antiossidante con la quale vengono fatti i trattamenti viso e trattamenti corpo. Per inciso anche i massaggi vengono fatti con olio di vinaccioli, tutto di produzione delle tenute del Castello di Spessa. Per info e prenotazioni potete consultare il nostro sito internet www.castellodispessa.it. Adesso ci troviamo davanti alla cantina medievale di affinamento e di invecchiamento del castello. Lascio la parola al mio collega Paolo che vi porterà nel vivo dei nostri vini, i vini del Castello di Spessa. Buongiorno, io sono Paolo Della Rovere, sono responsabile commerciale del Castello di Spessa. Adesso vi farò strada e andiamo nella nostra cantina dove affiniamo tutti i nostri vini del Collio e dell'Isonzo. Dalle cantine medievali siamo scesi nel bunker militare. Qui è una struttura che è stata costruita nel 1939 ad opera del general Badoglio e oggi è stata sfruttata da noi come cantina di affinamento dei vini DOC Collio e DOC Isonzo. Il bunker militare è una struttura che si trova a 18 metri di profondità, ha una temperatura costante e l'umidità viene controllata intorno all'83%. Alle mie spalle, come potete vedere, si notano la barricaia e le bottiglie di affinamento del nostro metodo classico Amadeus. Qui ci troviamo nella sala dedicata alle nostre eccellenze, il Sancerre bianco e il Sancerre rosso. Il Sancerre rosso è ottenuto da un blend di Cabernet e Merlot, mentre il bianco è ottenuto da un blend di Pinot bianco e Ribolla gialla. Sono le annate storiche dell'azienda. Adesso ci troviamo nel centro aziendale, nel vigneto del Pinot Bianco DOC Collio. Il Castello di Spessa ha 30 ettari nella DOC Collio e 60 ettari nella DOC Isonzo, in totale 90 ettari di produzione. Invece qui ci troviamo nel vigneto sperimentale dei tre Pinot, Pinot Bianco, Pinot Grigio e Pinot Nero. Sperimentale perché? Perché qui, in questo vigneto, proviamo nuovi sistemi di allevamento e di potatura.
Bene, tutto quello che vi abbiamo raccontato oggi dei nostri vini lo potrete scoprire venendo a trovarci, venendo a visitare il nostro wine shop Casanova. Trovate gli orari sul nostro sito internet, oppure se siete lontani potete scegliere di scoprire il nostro mondo vini sullo shop online, sempre collegato al sito del Castello di Spessa.